Eppure che bella cosa fare l'innobile, il Signore. Ossequiato, rispettato da tutti, cerimonie, complimenti, gente che ti ossequia, che si inchina, che ti cede il passo, prego, s'accomodi. Circondato da quel conforto, da quell'agiatezza, sai, casa riscaldata, uno si sente proprio in adottando, guarda che bello. Il mondo doveva essere popolato di tutta gente ricca, denarosa. La miseria non doveva essere, i pezzenti non dovevano venire al mondo. Io impazzisco. Io certe volte mi domando, vorrei sapere il pezzente perché è stato messo sul mondo, che c'entra. Quando dà fastidio, è malinconico, insomma, ti mette la malinconia, invece la ricchezza ti dà l'allegria, tutta gente allegra, è una bella cosa. Invita a pranzo a destra, a sinistra, sai, tu domani vieni a pranzo da me, per esempio. Dice, ma guarda, io non posso venire anche alla famiglia, la famiglia, quando si... siamo più di 10-12 persone, 12 persone, ma venite pure. L'indomani una telefonata, ieri sono venuto da te, oggi vieni tu da me, capito? Senza quella ipocrisia, che succede? Dice, tu vieni a mangiare con me e poi si pensi, speriamo che dici di no, mi spieghi? No, ma proprio spontaneamente, sinceramente, vieni a mangiare. Via i pezzenti, via, a morte i pezzenti, via.